Amici di Televignole, bentornati nelle nostre trasmissioni. Oggi diamo via ufficiale sul nostro sito web alle trentinarie. Cosa sono le trentinarie? Si tratta di scegliere, come ha fatto il Movimento 5 Stelle e altri gruppi politici, il candidato presidente della giunta provinciale di Trento per quest'autunno. Mi raccomando, non si tratta di uno scherzo, robe serie. E quindi nomi attendibili, non tirati fuori dal cilindro. Per esempio, Dellai, Fravezzi, Ottobre, non sono in ballo, cioè sono stati già eletti a Roma, quindi lasciamoli stare. La novità delle nostre trentinarie sta nel fatto che ci saranno delle chat video, cioè si vede in faccia quel che parla, quel che propone. E ecco appunto il primo. Buonasera, sono Tony Zandron del Bondon. Da chi che si vota, no? Beh, è ora di farne avanti, i giovani di al porco. Basta con le vecchie pedoie, quelle di sti anni. Mio nome è Go, la Dominici. Lascia le lingue, il nones, il solandro, anche in inglese, visto che l'ha sposato una di quelle bande, e da cappelli dappertutto, tranne che sulla lingua. Insomma, Dominici, presidente del Trentino. Adesso allora veniamo al secondo contatto. Salve Cramento, è ora di finiamola, va bene? Mi metterei via sul Pachera, quel che aveva doppeli sulla testa, e starai chiaramente per spalmare su Barbero. Guarda che è un buon putello, guarda che il Pachera è un buon putello, e parla tanto e non fa niente. Ma se non fa niente, non fa neanche niente male. Basteria solo quello per votarlo. E il Pachera, ricordate il Pachera. D'accordo. Fin qui evidentemente, come dire, abbiamo trovato gente legata ai partiti, alle ideologie, ma è possibile che non ci sia nessuno che propone un nome nuovo nella politica trentina? Ah, scusate, la regia mi dice che c'è un nuovo contributo, un attimo, eh. Ah, per me che passa il Delai, come? Può candidarsi il Delai? E già a Roma? E cosa che vota? Che metta a venire Andrio? E c'ha freccia d'oro il treno, 4 ore su. Dai, che col Delai, oddio se una voto de ferma. Lorenzo, vai su, ti aspetto al marinaio che beve mengos de spumate col Grisenti. Al marinaio, vai su di là, torna da noi. Ah? Scusate, ma questo fa parte delle incognite della diretta. Mi dicono che c'è un altro comunque in linea. Dica pure. Sì, per la verità è 2 mesi che fa sto numero, eh? 2 mesi. Sempre occupato. E senta, veni o non veni al Ponte dei Gobbi a storzi cabioni de pomi da portare via? Perché mi va già male de male, eh? Mi va de male? Sti gabioni. Scusa, eh? Ecco, un altro contributo, subito la linea. Vai.
Oh, e Mauro Ottober. E Mauro Ottober veniria giusto autunno, eh? Giusto? E Mauro Ottober di ottobre. Ma come è da Roma? Anche sto qui. Allora, mettete su quel che vuole voi. Mettete su quel che vuole voi. Ma questo è già deputato a Roma. Com'è che devo dirlo? Bisogna documentarsi prima. Scusate, abbiamo comunque l'ultima telefonata di questa prima serie di Trentinarie. No, speriamo. Tasi che siamo in televisione. Ah, allora, secondo me, non è Madonna. Bisogna mettere su Alberto De Laurentiis, Roberto De Laurentiis, dei Gazzi di Bologna, che se i punti della provincia di fa acqua, almeno lui sa che idraulico chiamare, e il Vesubi. Che e poi se non viene fuori col computer, lui chiama quelli della sua azienda e sistema tutto. E che sempre Stuberto ogni tanto almeno fa una battuta, te ride e stava delle lacrime. Gli artesani che vogliono, no, quei che scalda careghe, gli artesani che vogliono, De Laurentiis. Mi scusa solo la televisione, mica avrà il nome giusto, è Beppi Dobelon, è Beppi Dobelon. Amici Trevignole, scusate, dichiaro chiuse qui Trentinarie. Ma chi è lo sto Beppi Dobelon? No, sarà mica quel che mi ha regalato la macchina l'altra sera. No, perché te bisogna... Scusate, chiuse. No, ma io parlo conosco questo. Amici Trevignoli, a questo punto vediamo appuntamento alla prossima puntata di Trentinarie. Sì, però adesso riesce anche a finirla, deve mandarsi a telefonare perché mi è passata quella zero, ragazzi. Ma la libertà d'espressione, ma nel limite potei. Poi non mettere che la faccia. Mica neanche altro da fare. Come? Un'altra telefonata? Un'altra telefonata. A vedere non sa neanche dove vive, dove si muove, non sa neanche che è il Beppi Dobelon, ma se poi non sa che è il Beppi Dobelon, entra in team. Guardi, secondo me ha sbagliato il numero. Comunque adesso aspettiamo altri contributi, speriamo che qui è.